Dunque io sono qui per presentare il mio film, il mio documentario storico, si chiama Partigiani, la resistenza italiana in Montenegro, ed è diciamo un film che ricostruisce la vicenda di 20.000 partigiani italiani che hanno combattuto in Montenegro durante la Seconda Guerra Mondiale. È una vicenda poco nota, direi abbastanza sconosciuta al grande pubblico, che appunto riguarda 20.000 militari italiani, quindi un numero molto consistente. Si trattava di soldati dell'esercito d'occupazione, erano lì per occupare un territorio non loro e che hanno combattuto fino all'8 settembre contro i partigiani jugoslavi, ma che poi dopo l'8 settembre fanno una scelta coraggiosa, una scelta difficile, cioè di combattere contro i tedeschi, non lasciarsi catturare e deportare in Germania, ma appunto allearsi con i partigiani jugoslavi, i nemici fino al giorno prima, insomma, nemici ideologici, perché su fronti ideologici opposti, ma anche nemici nazionali. Quindi una scelta difficile, una scelta coraggiosa, una scelta che comporta anche una grande dose di sacrificio e di vittime. Alla fine circa metà dei partigiani italiani muoiono durante questa esperienza, soprattutto vittime della fame, del freddo, delle malattie e ovviamente anche degli scontri contro i tedeschi e contro i collaborazionisti. È un caso, direi, unico nel panorama della storia italiana dopo l'8 settembre, perché questa è l'unica vera divisione partigiana Garibaldi si chiama, che combatte fino alla fine della guerra, cioè fino al 1945 contro i tedeschi, quindi rimane unita, non viene sconfitta nei primi giorni, ma invece riesce a resistere e combattere fino alla fine, grazie proprio all'alleanza con l'esercito partigiano jugoslavo. Questo film è stato realizzato con interviste compiute tra il 2013 e il 2014 agli ultimi reduci ancora viventi della divisione Garibaldi, sparsi in varie parti d'Italia, e grazie alla presenza di filmati di repertorio, che sono filmati unici, dei veri e propri combat film, come si dice in gergo, cioè filmati, riprese effettuate dagli stessi soldati durante la loro esperienza di guerra, prima e dopo l'8 settembre. È un caso anche questo assolutamente unico, un ufficiale evidentemente aveva con sé una cinepresa e ha realizzato queste riprese. Non si tratta quindi di materiale di propaganda o di riprese dell'Istituto Luce, ma di veri e propri filmati, tra virgolette, amatoriali, diciamo, realizzati appunto durante l'esperienza di guerra, quindi durante le soste, durante le marce, durante i combattimenti. E quindi queste sono immagini uniche e immagini anche inedite, è la prima volta che si vedono. Io le ho trovate, diciamo, casualmente a casa di un reduce che le conservava in cantina.